Eccoci qui, siamo al Bifest con Lucia Calamaro, Silvio Orlando e Barbara Ronchi per parlare di Antartica, quasi una fiaba. Lucia, voglio partire da te. Antartica, quasi una fiaba è un film che sembra nascere da qualcosa di molto concreto, però anche profondamente immaginifico. Da dove è partito veramente? Da un'idea, da una domanda? Da dove nasce? Guarda, nasce da un viaggio concreto, la Transiberiana verso il lago Baikal in Russia, e da un'esperienza abbastanza mistica vissuta in quel contesto geografico, che mi ha fatto pensare a quanto sarebbe bello vedere tutta una storia ambientata in quei luoghi e che tipo di storia può stare lì. Quindi poi c'è stata tutta una ricerca su quello che c'è rispetto all'Italia da quelle parti del mondo, e ho trovato le basi antartiche che esistono veramente. La nostra è italo-francese, si chiama Concordia, non se ne parla tantissimo, forse un po' adesso che i ghiacci si stanno sciogliendo, però mi è piaciuto il gesto di reinventare un'altra base che nel film si chiama Sidera, che ha comunque quei nomi un po' latinizzanti, non so a cui si attacca disperatamente la scienza per sembrare umanistica, non so perché, e siamo arrivati lì, siamo arrivati a questo luogo. E così è nato questo rapporto naturale di una compagnia di persone, di una compagnia di artisti, di una compagnia di scienziati che vivono lì e che da soli, insieme, cercano di trovare una via per il futuro del presente. Tra questi personaggi c'è Fulvio, che è interpretato da Silvio Orlando, che è un uomo che all'inizio sembra avere tutto sotto controllo, però piano piano si incrina. Com'è stato? C'è stato un momento in cui hai iniziato davvero a capirlo, questo personaggio? No, insomma, ho cominciato a capire bene il suo smarrimento con le cose che ti succedono nella vita, a una certa età, insomma, in cui mi succedono anche cose al di là dei set del teatro, ovviamente, e quelle te le porti dietro. E devo dire che poi tra la proposta del film e la realizzazione sono successe cose che ti rendono anche più fragile, più esposto. E quelle le ho portate nel film, mi hanno aiutato a capire meglio il personaggio. Ero in un momento di grande vibratilità e ho cercato di metterlo nel film. Credo che mi abbia aiutato nel rapporto con gli altri. Un set molto affettuoso, in cui ho avuto un rapporto molto bello non solo con Barbara, che insomma è scontato, non è difficile avere un buon rapporto con Barbara perché è una compagna di lavoro unica, ma con tutti i giovani attori che c'erano. Stranamente io vedo i giovani sempre come una minaccia, non so perché, mi sento giudicato molto spesso. Invece devo dire che grazie anche al clima che si è creato, questa cellula che si è creata, sono riuscita a incarnare questa vicinanza a questi esseri umani. Bello, poi il rapporto è proprio il centro di tutto il film, è proprio Sì, quello. perché parla proprio di quello, della Sì. passione che brucia l'anima. Che bello. Barbara Maria invece è un personaggio che arriva e cambia gli equilibri, senza però mai essere facile o prevedibile. La prima volta che l'hai letta, che l'hai incontrata sulla pagina, ti ha più affascinata o anche un po' messa in difficoltà? No, devo dire, mi ha affascinata questa ossessione della ricerca, ma per trovare qualcosa, cioè per trovare quella molecola. Mi ha molto affascinata la possibilità che esistano nel mondo delle persone che sono lì a cercare quella molecola che può cambiare le sorti Tutto. dell'umanità. Questo mi ha molto affascinato. Bello. Lucia, torno da te. Il titolo parla di quasi una fiaba, ma quello che vediamo è molto concreto, a tratti anche spigoloso. Dove sta per te la dimensione della fiaba dentro questo racconto? Ma sta nel fatto che il racconto è un compromesso fra l'immaginazione e invece dei dati scientifici reali, che però non sono portati fino alla fine perché alcune scoperte del film sono reali, altre no, e le abbiamo mischiate quindi con un gesto di immaginazione, strappando le regole scientifiche, e questo per me è la base della fiaba.
Bello. Voglio fare una domanda per tutti finale. Guardando il film mi ha colpito molto come questa base diventi quasi una piccola comunità, dove il conflitto è inevitabile però è anche necessario. Secondo voi oggi siamo ancora capaci di ascoltare davvero chi la pensa diversamente da noi? Io forse la fiaba l'ho vista più lì, di ascoltare e di capire l'altro. Siamo capaci di ascoltare, non lo so, c'è tanta volontà di prevaricare con la propria, no? Con la propria idea. Però sarebbe bello se uno a un certo punto si fermasse un attimo e mettesse anche in, non so, in stand-by la propria volontà e cercasse di ascoltare gli altri, anche se sei in disaccordo. Io penso che ascoltarsi comunque allora, io non sono tranchant, diciamo, io sono per ascoltare anche quelli che la pensano diversamente. Voi che dite? Che ne pensate? Ma noi ci abbiamo fatto uno spettacolo su questo in teatro con Lucia, quest'uomo che insomma, rinunciava al mondo e non ce la faceva più. Ecco. Questo è un atteggiamento molto comprensibile a una certa età, però oggi si riscontra in età veramente troppo giovani, si arriva a questa situazione di disincanto. A 20 anni già sei disincantato, come se avessi già visto tutto, avessi già provato tutto, già sei emozionato su tutto. Questa è una cosa patologica ovviamente, perché ti porta a un individualismo feroce. L'individualismo poi porta sempre ad atti di autolesionismo, come accadeva per il personaggio dello spettacolo di Lucia. È una tendenza pericolosa da cui bisognerebbe uscire, però chi ci aiuta a uscire? Nessuno più è in grado di farci uscire, neanche quelli che ci hanno messo in questa situazione, ci hanno accompagnato questi ragazzi in quella situazione, non sanno neanche più loro cosa stanno facendo. Questa è una cosa tragica. Siamo su un aereo che è pilotato da qualcuno che non ha più davanti neanche i sensori per capire che rotta sta seguendo. E noi siamo su questo aereo, un attimo vedendo le uscite di sicurezza dell'aereo, che poi non servono a niente, perché quando l'aereo cade poi le uscite di sicurezza te le indicano, ma non servono a niente, tu non le ascolti neanche più, no? Le hostess, se si esce di qua, può essere 10.000 metri, l'uscita di sicurezza ti serve a poco. Ok. Grazie mille. Grazie mille.